Vielen Dank und willkommen, benvenuti a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del Signore sia con tutti voi. Iniziamo l'Avvento in modo solenne accogliendo la corona dell'Avvento, simbolo di luce e di fede. All'inizio invochiamo sulla nostra vita la misericordia del Signore. Signore Gesù, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo Gesù, rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore Gesù, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti chiami il nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendavamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Ma si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Parola di Dio. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott
jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass er schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che, partito dopo aver lasciato la propria casa, è dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Parola del Signore. Gelobt sei Jesus Christus. Ecco, ci troviamo in un bel momento così di fede, di fraternità, e pensando alla fraternità non possiamo non sentire presenti anche alcune persone che non ci sono più in mezzo a noi. Walter Pichler e il pastore Norman Tentis. Ecco, li sentiamo davvero presenti in questa giornata di festa e di fraternità. L'avvento che oggi iniziamo è detto un tempo forte, lo si vede anche dal colore diverso che assume la liturgia. È un tempo che ci prepara al Natale, alla memoria della nascita di Gesù. Ma ci chiediamo, come viene a noi il Natale? O meglio, come viene a noi il nostro Dio? Ecco, non viene con forza, non viene con potenza, non viene per spaventarci. Ci sono ben altre cose che ci spaventano: le guerre, le uccisioni, ogni giorno i femminicidi. Ma viene il Signore nell'umiltà, viene nella povertà, si consegna a noi, umile e povero, mendicante d'amore, così lo troveremo nel presepio.
E nel Vangelo di oggi Gesù ci esorta a stare svegli, alla vigilanza, ad avere gli occhi aperti e anche le orecchie aperte. E lo dice all'inizio e alla fine di questa pagina del Vangelo. Proprio in questo momento dell'anno in cui sentiamo il dovere di fare gli auguri, di fare i regali, di preparativi per la festa di Natale e di Capodanno, Gesù ci dice: state attenti, non fermatevi a queste cose. La festa è una cosa bella, ma non è tutto. Ci vuole la festa del cuore, e la festa del cuore ci viene data se siamo vigilanti, se davvero aspettiamo il Signore. E che cosa significa aspettare Gesù, attendere il Signore nella nostra vita? Beh, prima di tutto ascoltare la sua parola, dare un piccolo tempo ogni giorno al Signore. Bambini, basta una frase del Vangelo. E dico a tutti, purtroppo sono finiti i calendari della diocesi, li ritroveremo per la festa dell'Immacolata, ma che ci accompagnano giorno per giorno con una frase, con una riflessione, pensate, fatta tutta da laici, soprattutto da donne impegnate nella diocesi. È veramente una bella cosa. E l'altra sera ho sentito al telefono quella che ha coordinato tutto, di San Vito, al Torre, e mi ha detto: anche quest'anno avevamo la tentazione di dire l'ultima volta. Io ho detto: guarda, non è l'ultima volta, e tieni duro perché è una cosa preziosa per tutta la diocesi. Ecco, ascoltare la parola di Dio, ma poi dico anche a voi bambini, pensare già da oggi quali cose belle e quali cose brutte incontriamo, e dato che ci dimentichiamo, scriverle su un foglio di carta. Allora quando faremo la confessione di Natale, chi la farà, sarà bello leggere quel foglio di carta e per dire al Signore, per dire al Signore di che cosa è impastata la nostra vita, no? Di cose belle, di cose brutte, no? Oltre che dei peccati, diciamo. E poi un'altra cosa per essere accoglienti del Signore che viene sarà la veglia di giovedì 14 dicembre qui, che sarà guidata dall'Arcivescovo Carlo. Per questo domani sera ci incontreremo per preparare la veglia. Ecco, sono dei piccoli segni, ma sono delle cose preziose con le quali noi possiamo riscattare il Natale da soltanto una giornata festaiola, come è per la maggioranza delle persone, invece una giornata di fede. Ecco, allora accogliamo oggi questo invito del Signore, viviamo questo momento di fede con gli amici di Treffen, e nella fede, nella Chiesa, nel Signore, la diversità delle lingue, della nazionalità, della cultura, della sensibilità diventa ricchezza. Come diceva il Santo Vescovo Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze, ecco, diventa una cosa sola. Questa è rappresentata dalla luce della corona d'avvento, questa è rappresentata dal mistero del Natale, dell'altare, dal pane spezzato, nel quale ci ritroviamo tutti fratelli, tutti amici nel Signore Gesù. Facciamo professione della nostra fede rispondendo con la parola credo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, e risuscitato dai morti siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Noi ci gloriamo di professare
confessarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E ora con fiducia rivolgiamo al Padre le nostre preghiere, i nostri pensieri, chiedendo che per intercessione del suo Figlio, il Signore Gesù, li accolga e li esaudisca. Diciamo insieme: vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, fra i popoli martoriati dalla guerra e dalla violenza, illumina le menti di chi può e deve promuovere la pace, il diritto e la concordia. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, nella nostra comunità assetata della Tua presenza. Si prepari alla celebrazione del Natale con un rinnovato spirito di fede. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Liebender Gott, wir dürften heute am Adventkranz die erste Kerze entzünden. Ihr Licht erinnert uns daran, dass du in unser Leben und in unsere Familie, hier im Kapitel genauso wie im Treffen und überall Licht bringen möchtest. Um dieses Licht der Freude und der Gemeinsamkeit möchten wir dich bitten. Gemeinsam leben wir. Gott, hilf uns, Brücken der Gemeinsamkeit zu bauen. Wir beten für alle Verantwortlichen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, dass sie ihre Macht und ihren Einfluss einsetzen, um jede Möglichkeit zu nutzen, den Frieden und das gute Zusammenleben zu sichern. Uns selbst führen durch diese Zeiten der gesellschaftlichen Umbrüche und Unsicherheiten. Gemeinsam beten wir. Gott, hilf uns, Brücken der Gemeinsamkeit zu bauen. Wir beten für alle jene Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft seiner Kirche machen und die Verantwortung in der Kirche innehaben, dass sie in ihren Überlegungen hellhörig sind für das, was unsere heutige Zeit erfordert, und dass ihre Entscheidungen geleitet sind von deinem Geist. Gemeinsam beten wir. Gott, hilf uns, Brücken der Gemeinsamkeit zu bauen. Wir beten für jene, die Angst vor der Zukunft haben, die tagtäglich sich um das Überleben kümmern müssen. Lasst sie Menschen begegnen, die Licht und Hoffnung in ihr Leben bringen. Gemeinsam beten wir. Gott, hilf uns, Brücken der Gemeinsamkeit zu bauen. Wir beten für alle Verstorbenen. Schenke ihnen Friede und die Fülle des Lebens in deinem Reich. Gemeinsam beten wir. Amen, so sei es. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Und dein Haus von Heil
questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spirituale compiuto nel tempo sia per noi pegno della redenzione eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della condizione umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare, vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, alle moltitudini dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In particolare ti affidiamo Walter Pichler, Norman Tendis, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, nelle nostre lingue osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
alcuni avvisi. Dopo la benedizione ci sarà qualche discorso, poi ci porteremo in piazza per un gesto significativo che la comunità di Capriva vuole offrire alla comunità di Treffen nella persona del suo sindaco. Domani sera alle 20:30 chi desidera è invitato nella sala della Canonica per preparare una veglia che vivremo a metà avvento con l'Arcivescovo. Ecco, ha accettato l'invito di venire per la seconda volta in mezzo a noi, solo che dobbiamo preparare la veglia. E mercoledì alle 20:15 a Monfalcone l'incontro dei consigli pastorali parrocchiali della diocesi con l'Arcivescovo, la partenza alle 19:30 davanti al panificio. Giovedì la messa prefestiva, venerdì le messe con orario festivo in onore dell'Immacolata Concezione, sabato come gli altri sabati d'Avvento dalle 16:30 alle 18:15 qui per chi desidera vivere la confessione. Su Voce Isontina troviamo lo speciale del nostro seminario e del seminario interdiocesano. Significativo l'intervento, l'intervista al rettore e anche ad alcuni seminaristi. Oggi li abbiamo esauriti sia qui che a Morano e il giorno dell'Immacolata potrete trovare il calendario a strappo della diocesi per essere accompagnati con la parola di Dio in questo tempo di Avvento. Dopo, uscendo di chiesa, ci saranno i bambini che vi consegneranno il foglietto parrocchiale. Previa la partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostengo, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Possiamo sedere. Advent, Advent, geheimnisvolle Zeit, ein Licht strahlt in der Dunkelheit. Der Friedenskönig kommt schon bald, zum Staunen seid bereit, geheimnisvolle Zeit. Advent, Advent, geheimnisvolle Zeit, sei Lichter in der Dunkelheit. Der Friede kommt in jedes Haus, zur Freude seid bereit, geheimnisvolle Zeit. Der Friede kommt in jedes Haus, zur Freude seid bereit, geheimnisvolle Zeit. Ecco, allora mi ha detto di dire due parole. È un motivo di grande gioia vivere questo inizio del cammino di Avvento e due comunità fuse insieme dall'amicizia e dalla fraternità. Also es gibt heute diesen große
Veröffentlichung, nämlich dass eine Partnerschaft gefeiert wird und es kommt jetzt zu einer La presenza dei bambini dà tanta speranza a un tempo in cui sembra che la speranza ci viene rubata per tante guerre e tante violenze. Wir freuen uns auch sehr, dass die Kinder mit dabei sind, weil die Kinder sind unsere Hoffnungsträger, dass sie auch unsere Partnerschaft weitertragen können. E oggi nel nostro piccolo, in questa giornata, in questa messa, noi diamo un grande segno di pace, un contenuto di pace. Heute mit dieser Zusammenkunft geben wir ein großes Zeichen des Friedens und wir hoffen, dass wir auch den Frieden halten können. Benvenuti, willkommen di nuovo e cedo la parola ai protagonisti della giornata. Noch einmal ein herzliches Willkommen und ich übergebe das Wort. Danke. Allora, io direi che per senso di gentilezza farei prima dire 2 parole a Klaus, perché insomma poi penso ormai che la voce sia arrivata fino a Treffen, ma avremo un riconoscimento molto importante per Klaus, che vorrei insomma concluda insomma anche questo momento ufficiale. Quindi darei prima la parola a Klaus. Also so wie vielleicht auch das Wort, die Neuigkeit schon bis Treffen vorgedrungen ist, gibt es heute eine Anerkennung für Klaus. Und bevor er diese offiziellen Worte sprechen will, will er zuerst Klaus die Worte übergeben. Hochwürdiger Herr Pfarrer Don Maurizio, Herr Pfarrer Don Ugo, Herr Bürgermeister Sergon, lieber Freund Daniele. Caro prete Don Ugo, Don Maurizio, caro Signor Sindaco Sergon. Es ist ein schöner Augenblick und ein tiefgehender Moment, wenn man mit Freunden über sprachliche Barrieren hinweg und über Landesgrenzen hinweg in Friede, in Freundschaft und im positiven Miteinander den ersten Advent feiern kann. Oggi è un giorno molto sensitivo per me perché è un giorno speciale ed è un'occasione speciale che possiamo iniziare il primo avvento senza barriere linguistiche e barriere straniere qua, tutti insieme dei paesi Treffen e Capriva. Würden die Menschen weltweit diesem kleinen Beispiel, das Positives bringt, folgen und Folge leisten und eine Städte- und Gemeindefreundschaft leben, es würde auf der Welt, die sehr unruhig geworden ist, die unsicher geworden ist, die Kriege verursacht und Menschenleid zufügt, es würde auf der ganzen Welt besser gehen. Die Freundschaft zwischen Capriva und Treffen seit 1986 ist ein kleiner, aber wichtiger Teil zum Frieden in Europa und mit einem freundlichen Miteinander. Noi viviamo nei tempi agitati e dappertutto c'è odio e guerra e tanta gente innocente soffre di povertà e noi, le nostre legami tra i 2 paesi, siamo un piccolo segno, ma un segno molto importante per cambiare il mondo, la comunità e la società. Und wenn wir heute erleben durften, diese heilige Messe mitfeiern, die Volksschule, der Volksschulchor aus der Volksschule Treffen und die Sängerinnen und Sänger aus Capriva, dann ist das ein Zeichen für die Zukunft, des Miteinanders und der Verständigung. Und wenn wir auf die Zukunft denken, dann werden wir als Gemeinde gefordert sein, die Pfarrgemeinden in Capriva und Treffen, Herr Obmann, ebenfalls einen Beitrag leisten
Und es wird aber auch in Zukunft dadurch gesichert, dass es die Schulpartnerschaft der Volksschulen zwischen Capriba und Treffen gibt. Das ist viel mehr, wie man sich das vorstellen kann, wenn man darüber nachdenkt, dass ist der richtige Schritt in eine freundschaftliche Zukunft. È una grande gioia che la Cappella Scolastica di Treffem e i cantanti di Capriba e anche tutte le associazioni benefici dei cittadini, il Consiglio Comunale e il Consiglio Parrocchiale, tutti lavorano insieme e così possiamo anche avere un futuro. Possiamo mettere un segno per un futuro che la collaborazione e l'amicizia comincerà anche nei prossimi anni. Abschließend möchte ich aber gedanklich in unsere Mitte holen, unseren lieben Freund und Partnerschaftsmotor über Jahrzehnte, Walter Pichler, der nicht nur mein bester Freund gewesen war, sondern auch ein Wegbegleiter über Jahrzehnte. Pfarrer Florian Frey in Treffen sei hier ebenfalls erwähnt, der mit der Pfarrgemeinde Treffen Capriba auch ein positives Miteinander gelebt hat. Pfarrer Dendis wurde hier auch erwähnt, das zeigt auch die Ökumene, die uns als Christen eine wichtige Botschaft sein muss und gelebt werden soll und auch verstärkt werden soll. Parlando qua voglio anche rispettare il caro amico Walter Pichler, che era sempre un motore della collaborazione e ha mantenuto i legami a vivo per i decenni. E, anche il prete Dendis e Florian Frey, scusi. Und jetzt kommt der spannende Augenblick. Lieber Daniele, ich habe keine Werbung vor, aber ich habe eines vor. Dir Danke zu sagen für die Freundschaft, für das Miteinander, für das positive Wirken für die Gemeinde Capriba in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Treffen. Wir sind gute Freunde geworden und ich bin froh, dich als Freund zu haben. Applaus für unsere Freunde aus Capriba. Klaus parla con te non solo al sindaco ma all'amico e vuole ringraziarti per molti anni con amicizia e collaborazione e mille grazie per te. Allora, era il 1986, quando allora il sindaco di Capriba, Roberto Grion, assieme al sindaco di Treffen, decisero di ufficializzare questo gemellaggio. Es war 1986, als der Bürgermeister von Capriba, Roberto Grion, und der Bürgermeister von Treffen, Georg Kerschbacher, diese Freundschaft begründeten. Dopo di loro continuarono il legame di amicizia Giuseppino Tonut, Antonio Roversi come sindaci di Capriba e Karl Wugenig come sindaco di Treffen. Oggi questo testimone ci è stato passato a me e a Klaus. Danach haben die Bürgermeister von Capriba, Giuseppino Tonuto e Antonio Roversi sowie unser Bürgermeister von Treffen, Karl Wugenig, die Partnerschaft weitergetragen. Und heute ist dieses Erbe an diese zwei Bürgermeistern übergeben worden. Probabilmente quel segno di gemellaggio
secondo il mio parere, assume oggi un valore ancora più importante, visto quello che purtroppo i nostri occhi stanno vedendo in giro, molto vicino anche al cuore dell'Europa. E mi riferisco evidentemente ai momenti di guerra così vicini al cuore dell'Europa. Und diese Partnerschaft und Freundschaft ist im Angesicht des, was an unseren Grenzen in Europa alles passiert, besonders wichtig, und er bezieht sich auf die Kriege an den Grenzen am Herzen von Europa, nämlich in unmittelbarer Nähe, und deswegen ist diese Freundschaft eben besonders hervorzuheben. Abbiamo citato tante persone, ma io un pensiero, perché quando penso al gemellaggio di Capriva e Treffen, negli occhi mi appaiono sempre Don Florian e Don Claudio, che sono stati due parroci che hanno portato avanti per tanti anni l'amicizia tra le comunità, anche quando forse le amministrazioni erano magari la parrocchia ha mantenuto il legame assieme alle amministrazioni comunali. Wenn ich an diese Partnerschaft denke, kommen mir vor Augen immer die zwei Pfarrer, nämlich Don Claudio und Don Florian, die die Partnerschaft immer weitergetragen haben, auch wenn es in der Administration immer wieder ein paar kleine Schwierigkeiten gegeben hat. Die Pfarrer und die kirchliche Vereinigung war immer da und hat gut zusammengehalten. E allora abbiamo voluto dare un segno concreto e scritto, perché resti nei documenti ufficiali del Comune di Capriva del Friuli il lavoro fatto con passione, vera amicizia che ha portato avanti Klaus in questi anni. Und wir wollen auch heute ein Zeichen und auch eine geschriebene Anerkennung an Klaus geben, der immer mit sehr viel Leidenschaft und wirklich wahrer Freundschaft an dieser Partnerschaft zu dieser Partnerschaft beigetragen hat. Perché nessuno mai in futuro metta in discussione l'amicizia tra Capriva e Treffen. Nessuno mai potrà mettere in discussione l'amicizia tra Capriva e Klaus. Quindi noi oggi consegniamo la cittadinanza onoraria del Comune di Capriva del Friuli perché Klaus entri definitivamente e ufficialmente nei registri e nel cuore di questa comunità. Per quello che hai fatto, Klaus, diventi un caprivese. E grazie per la tua bella. Capriva, und es gibt aber auch eine wahre Freundschaft zwischen Capriva und Klaus. Und deswegen möchte ich heute Klaus als offiziellen Ehrenbürger von Capriva machen, und er wird dadurch ein richtiger Caprivese. Chiedo a tutti quanti voi di accompagnarci in piazza, perché credo che le persone che sono in piazza e che hanno lavorato e che sono i lavoratori, sono i volontari, sono le associazioni di Capriva, abbiano il giusto valore e il giusto, la giusta felicità nel consegnare la cittadinanza a Klaus. Ho deciso che sia fatto in mezzo alla gente, perché lui è stato veramente un sindaco
che è stato in mezzo alla nostra comunità di Capriva. E quindi in piazza consegneremo ufficialmente, davanti a tutti coloro che sono là, che si spendono anche per noi, la cittadinanza onoraria del Comune di Capriva di Friuli. Also wir gehen jetzt gemeinsam hinaus auf den Platz, weil auf dem Platz gibt es ganz viele freiwillige Vereinigungen, die im Rahmen von heute für Capriva und von Treffen arbeiten. Und Daniela möchte gerne vor allen Leuten die Ehrenbürgerschaft überreichen, auch weil Klaus ein Bürgermeister ist, der einfach in der Mitte von den Capriva immer mit dabei war, mit den Leuten mit dabei war und ein wahrer Bürgermeister oder Mensch in Capriva war. Wir treffen uns jetzt draußen am Platz, wo offiziell die Ehrenbürgerschaft übergeben wird. Prima di fare una foto anche con i bambini, una parola conclusiva. Jetzt gibt es noch der Pfarrer wünscht sich noch ein gemeinsames Abschiedsfoto vor dem Kranz und auch mit den Kindern. La nostra testimonianza oggi dice che dopo la guerra, una guerra, lontana nel tempo, Unser Zeugnis, dass wir heute da sind, ist der Krieg, der auch vor langer, langer Zeit war. si può sempre costruire una parola e una strada di pace. Man kann immer ein Wort und auch eine Straße und ein Zeichen von Frieden setzen. Stop. Parole di Don Maurizio, perché per l'occasione intanto è stato bello avere questa stereofonia oggi e avere ospiti questo bel coro di bambini. Non abbiamo una canzone da fare in comune, però per l'occasione ho tradotto il ritornello di una canzone che voi conoscete qua perché la cantiamo: quante stelle, quante strade ci sono nel mondo, ma noi vogliamo percorrere quella che è vicino al Signore. In questa occasione dico che ci auguriamo che la strada fra Capriva e Treppeck sarà sempre percorsa con affetto e con amicizia. Die Chorleiterin Sabrina möchte noch gerne ein gemeinsames Lied singen, das die Caprivesen gut kennen. Die Treffler haben sie jetzt gerade kennengelernt. Wir singen das jetzt noch gemeinsam und das Lied heißt übersetzt viele Sterne, viele Straßen, die gemeinsam einen Weg gehen. Und damit ist auch gemeint, wir gehen eine Straße gemeinsam mit Gott, aber es soll auch das Zeichen sein, wir gehen eine gemeinsame Straße zwischen Treffen und Capriva. Stop. Quante stelle, quante strade
Allora, come detto in chiesa, abbiamo voluto fare la consegna ufficiale qui in piazza perché Klaus è stato un sindaco in mezzo alla comunità di Capriva del Friuli. È stato un sindaco ed è un sindaco amico della comunità di Capriva del Friuli. E quindi io, senza ripetermi ai discorsi ufficiali già fatti, però volevo leggere ufficialmente nel libro del protocollo ufficiale del Comune di Capriva del Friuli, datato 3 dicembre 2023, perché resti scritto indelebilmente che Klaus è amico di Capriva e Capriva è amica di Treffen. Oggi, domenica 3 dicembre 2023, viene consegnata la cittadinanza onoraria a Klaus Glaznig, sindaco pro tempore di Treffen a Mosiac-Chersy, per il suo impegno costante, assiduo e fatta di vera amicizia nel portare avanti il gemellaggio tra le comunità di Capriva del Friuli e Treffen, firmato l'intera comunità di Capriva del Friuli. Klaus, grazie. Sì, fai. Sì. Ho detto le stesse cose di prima. Also so viele Wörter, ob ich das mir alle gemerkt habe. Aber auf jeden Fall, Daniele sagt, Klaus ist ein Bürgermeister, er macht den hier auf dem Platz, weil Klaus ein Bürgermeister in Mitte der Menschen war. Er war ein Bürgermeister, ist ein Bürgermeister der wahren Freunde von Capriva. Und es ist jetzt dann offiziell in das Buch geschrieben mit dem 3. Dezember 2023, dass er offiziell die Ehrenbürgerschaft von Capriva bekommt. Klaus, Lieber Freund Daniele, lieber Bürgermeisterkollege, lieber Bürgermeisterkollege, wenn man eine Ehrung wie ich heute bekommt, dann geht das tief ins Herz und tief in die Seele und es wird bei mir, in meinem Herzen und meinen Gedanken für immer eines der schönsten Momente bleiben, die man als Bürgermeister erleben kann. Caro Daniele, cara gente di Capriva, questa assegnazione di oggi riceve un posto speciale nel mio cuore, è una sorpresa inimmaginabile, è una gioia infinita per me e mi mancano le parole. Es ist ein bewegender und es ist auch ein berührender Augenblick und ich nehme diese ausgesprochen ehrenvolle Funktion gerne wahr und ich nehme sie auch für meinen Freund Walter Pichler entgegen, der mir ein Freund war, wie es nur wenige gibt. Die Freundschaft zwischen Capriva und Treffen ist ganz was Wertvolles. Die Freundschaft zu dir, lieber Daniele Sergon, ist mir ein Herzensanliegen. Ich bin der erste Capriveser, der nicht Italienisch kann. Das sollte sich verbessern. Adesso, se sono caprivese, devo studiare italiano al primo. Poi l'amicizia tra Daniele e Klaus è specialmente e particolarmente è molto fiero di questa nuova funzione e rappresenterà quella funzione anche nel futuro e questa funzione non prende solo per lui ma lo prende anche per il caro amico Walter Pichler che purtroppo non c'è più oggi. Ich möchte aber auch meiner Gattin Christa und meinen beiden Söhnen Daniel und Patrick Danke sagen, weil sie haben
sehr, sehr oft auf mich verzichtet, weil ich ein Mensch bin, der mit den Bürgern gerne Kontakt hat und ergo dessen auch viel unterwegs gewesen bin. Danke, liebe Christa, danke Patrick und Daniel. Un ringraziamento speciale anche alla moglie Krista e ai figli Patrick e Daniel, perché Klaus è un sindaco che era sempre in mezzo alla gente e c'erano tante serenate quando non era a casa a domani con lei, e per questo mille grazie. Ich werde diese ehrenvolle Funktion, die Ehrenbürgerschaft von Capriva, mit ganzem Herzen positiv leben. Ich werde, solange ich auf dieser Welt bin, mich positiv auch für Capriva einsetzen und gerne und oft nach Capriva kommen. Danke, liebe Gemeindemandatare von Capriva, Herr Bürgermeister von Capriva, Herr Pfarrer von Capriva, und danke, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Capriva. Wir sind nun Brüder und Schwestern. Sarò caprivese con tutto il mio cuore e venirò molto spesso quando è possibile. Adesso siamo fratelli e sorelle e questo mi dà grande gioia. Bravo! E allora Klaus, non è l'ICI comunale questa, non ti preoccupare, non so come la tradurrete in austriaco, in tedesco. No tax. No tax? No tax comunale. No tax. Nicht alle. Non è una tassa. Klaus, du musst es unterschreiben, aber keine Sorge, es ist keine Steuererklärung, die du unterschreiben musst. No worry. In Italien keine Steuererklärung ist ja normal. Ma noi siamo in Friuli, quindi fidati dei friulani e firma. E facciamo un applauso a Capriva, a Treffen e a Klaus. Buona festa a tutti. Warte mal, die mieten das. Nimm mal das ausbuchen. Andi, das Boot ausbuchen, ja? Als Information noch für alle, die mit zur Weinverkostung fahren, Treffpunkt ist um 15:20 Uhr beim Busch. Sabina. Una persona scelta come
Städte und Gemeindepartnerschaft. Si è dimenticata. Sabina, una persona scelta come te, che non fa prediche e non ti giudica,